Giuseppe Abis all'organetto che li ha accompagnati. Grazie davvero a questa formazione. Alle Launetas, dopo tante ore siamo stanchi anche noi, le Launetas di Giuseppe Abis, che in questo caso ci danno la possibilità di passare ancora una volta a un canto, il canto della nostra Sardegna, il canto della nostra tradizione. Ma se le varie modalità e soprattutto i moduli ci riportano in questo caso, abbiamo sentito prima Oniferi, a un canto del tutto particolare, a Seneghe Subcontratto riesce a rievocare davvero un'immagine identitaria forte che si ritrova solo attraverso queste voci. Seneghe è un altro centro della nostra Sardegna che vive fortemente di tradizioni, vive di quel ballo mandato a memoria che diventa quasi esigenza di comunità. Così come a Seneghe, esigenza di comunità è questo canto. In questo caso l'applauso per il Subcontratto da Seneghe e Antoni Maria Cubata. Ben trovati anche a voi. Bentrovati e benvenuti in questo caso a Busacchi, terra di tradizioni, terra di cultura, terra di musica, definito paese dell'amore. Beh, buonasera a tutti. Essa bella è talentosa e passa, vita sardas, ma una vita in una tradizione di ballo, si balla in tutto il mondo, si Sardegna, ma via del ballando e presentazione di Busacchi è una cosa che va pregare e che arriverà che si balla questa tradizione. Non è la prima volta che voi ovviamente tornate e venite a cantare qua a Busacchi, come dicevi ci sono quelle signore che ancora oggi indossano l'abito tradizionale e sono davvero un'emozione che arriva dritta al cuore. A proposito di canti invece oggi che cosa ci presentate? Un ballaganti dunque, una sestina del procurare moderale barone Sadiramia, questo signo della regione sarda di un anno a Rilli. Un canno, mi pare giusto con questa bella gente sarda a regolare il singolo nazionale dedicato al suo sardo, il Sardegna e il suo sardo fuori di Sardegna. Subcontratto da Seneghe.